11 tonnellate e mezzo di cancelleria è quanto è stato raccolto in 2 giorni nei punti vendita a Coppio Liguria. Donna alla spesa, l'iniziativa solidale promossa dalle associazioni di volontariato del territorio, è volta alla raccolta di materiale didattico e allo scopo di aiutare le famiglie più bisognose in difficoltà, in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico. La raccolta viene fatta segnalando a chi vuole donare quello che può dare, in senso quaderni, matite o tutto materiale didattico che può servire a uno che va a scuola. Donna alla spesa ha riscosso grande successo anche e soprattutto nel Tigullio, dove sono state raccolte complessivamente 1,7 tonnellate di prodotti. In particolare a Chiavari il risultato è stato notevole, con 470 kg di penne, quaderni, matite, colori e molto altro ancora. Questo materiale qua innanzitutto va a famiglie del territorio. Noi cerchiamo di aiutare soprattutto queste persone che noi conosciamo e sappiamo la realtà. Noi chiediamo che un gesto che non costa molto, ma può dare molto alle famiglie bisognose, sia un gesto utile per tutti. Noi non chiediamo ISEE. Le famiglie che noi seguiamo sono famiglie che conosciamo già, perciò sappiamo già le loro esigenze e in base alle loro esigenze noi diamo il materiale raccolto.